Rigassificatori di Saule, dopo il ricorso di Ankarano al TAR del Lazio, il Ministero sloveno dell'Ambiente mantiene alta la guardia. Alla luce degli ultimi sviluppi sul progetto del rigassificatore di Saule, il governo sloveno non ha ancora deciso se sporgere denuncia. L'ultima, ricordiamo, è stata inoltrata al TAR del Lazio dal comune di Ankarano. Al riguardo ne abbiamo parlato con il ministro dell'ambiente sloveno Irena Maizer a margine di una conferenza a Portorosse. La Slovenia ha manifestato più volte l'intenzione di sporgere denuncia nei confronti dell'Italia riguardo il progetto del rigassificatore a Zaule, ma non lo ha ancora fatto. Siamo a conoscenza degli ultimi sviluppi. Il governo resta vigile, fa sapere la ministra per l'ambiente Irena Maizer a margine della conferenza di Portorose dedicata alla caccia delle balene. Slovenija sodeluje v tožbah, tako da... La Slovenia collabora attivamente nei ricorsi inoltrati ai tribunali italiani. Il nulla osta ambientale è già scaduto, ma la Slovenia segue attentamente la situazione e continuerà a farlo anche in futuro. Se sarà necessario, ribadirà la propria contrarietà e procederà con un'eventuale denuncia. Gli ambientalisti ricordano che la Commissione tecnica slovena e quella italiana avevano già stabilito che la costruzione del rigassificatore non ha senso né dal lato ambientale né da quello economico. La Slovenia, dice l'associazione Alpe Adria Green, avrebbe dovuto sporgere denuncia già tempo fa, durante il dibattito pubblico. Ma il nostro governo, il massimo che ha fatto, si è aggiunto a un ricorso degli ambientalisti. Il che è già una cosa strana perché sarebbe normale viceversa. Il comune di Ankarano è l'ultimo ad aver sporto denuncia, dichiarandosi sorpreso che il governo sloveno partecipi solo come soggetto interessato. La questione, dice la Maizer, va affrontata in un contesto più ampio. Seveda so postopki. Non è più solo un fatto bilaterale, cioè tra Slovenia e Italia, ma dell'Unione Europea. In tal senso bisognerà fare ancora molti passi. L'associazione Alpe Adria Green ha richiamato l'attenzione sugli sviluppi relativi al rigassificatore più volte e in varie sedi, ma l'ultima conferenza stampa è stata praticamente snobbata. Ma per fortuna c'era il rappresentante dell'ambasciata austriaca, per il quale il porto di Capodistria è il maggior porto, e abbiamo detto se il rigassificatore si farebbe, voi dovete cercarvi un altro porto.